Questa giornata, chiamiamola di aperture da parte del governo centrale, si nota qualcosa di positivo anche relativamente ai fondi immobiliari e al federalismo demaniale? Abbiamo sostanzialmente insistito su questa argomentazione. Non è simpatico, utilizzando un termine eufemistico evidentemente, da parte dei sindaci vendere i gioielli di famiglia. Quindi verrà costituito dallo Stato nazionale un fondo che si chiamerà il Fondo Immobiliare. Questo fondo immobiliare, come dire, incamererà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti i beni immobiliari dei comuni, quindi i comuni andranno in buonissima liquidità e potranno fare opere pubbliche e nel contempo mantengono il rapporto con il loro bene. Poi sarà costituito un secondo fondo destinato ai titoli, e cioè alle partecipazioni che hanno nelle aziende i vari comuni. Quindi due fondi che daranno respiro e liquidità ai comuni per fare decisamente opere pubbliche nell'interesse dei cittadini.